L'assessore con delega alla legge speciale di Venezia, Roberto Marcato, in concerto con l'assessore al turismo, agricoltura e fondi dell'Unione Europea, CANER, ha presentato una delibera approvata con lo schema di accordo attuativo che vede coinvolte, oltre alla Regione Veneto, il Provveditorato alle opere pubbliche, il Consorzio di bonifica acque risorgive e l'Università degli Studi di Padova, con il fine di realizzare interventi in difesa delle barene e delle paludi più interne della laguna di Venezia. Il progetto consentirà la realizzazione di importanti interventi di conservazione delle barene nella laguna di Venezia, anche grazie al coinvolgimento del Consorzio di bonifica acque risorgive, appositamente incaricato per conto della Regione della realizzazione degli interventi di ingegneria naturalistica previsti dal progetto e della formazione specifica dei pescatori lagunari che saranno coinvolti come manodopera. L'accordo prevede un finanziamento massimo di 50.000 euro che sarà erogato dalla Regione del Veneto per sostenere interventi di ingegneria naturalistica delle barene della palude dei laghi e le aree circostanti, seguendo le linee guida del progetto Life Vimine e gestito dal Consorzio di bonifica acque risorgive. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.